Farò. Attendiamo un attimo per una piccola foto di rito. Buonasera a tutti. Ciao. Va bene. Innanzitutto buonasera a tutti gli intervenuti.
Sappiamo tutti che questa è una idea dell'ATS dei 28 comuni del consorzio appunto ATS Veneto 07, che ha avuto l'idea appunto di creare questa assemblea, diciamo, congiunta tra tutti i 28 comuni per dare, diciamo, un segnale univoco di solidarietà e di diciamo, proposito per quanto riguarda l'avvertenza Electrolux e il relativo piano di riorganizzazione. Permettetemi comunque di ringraziare tutti gli uffici del Comune di Conegliano per essersi messi a disposizione nell'organizzazione di questo evento, a partire appunto dal segretario comunale Martina Poll e a tutti gli uffici segreteria, CED e quant'altro che si sono appunto prodigati al fine di creare questo evento in questa sede che appunto non è usuale. Rivolgo il benvenuto a tutti i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali che sono intervenuti qui del comprensorio, alle rappresentanze sindacali unitarie di Susegana, alle autorità provinciali e a tutti i cittadini presenti in questo auditorium di Naorsi. Abbiamo avuto purtroppo la defezione per quanto riguarda la presenza della Regione, ma che non ha mancato di dare un proprio comunicato che adesso vi vado a comunicare, a leggere. Gentilissimo Sindaco Ingegner Chies, per tutte le istituzioni interessate, Mimit, Regione e Comuni, il piano di ridimensionamento Electrolux ha posto all'ordine del giorno un problema industriale e occupazionale di ampia portata, con aspetti che interessano la sostenibilità economica, sociale dei territori del Paese e dell'Europa. Immediatamente dopo l'annuncio del piano di ristrutturazione del gruppo Electrolux in Italia, la Regione Veneto si è attivata con le proprie strutture tecniche interloquendo con i vertici dell'azienda per comprendere la situazione di crisi e valutare le azioni conseguenti. Il 18 maggio 2026 si è tenuto un incontro con le parti sociali e la Regione Friuli Venezia Giulia, a cui è seguito il giorno successivo un vertice con il Mimit e tutte le regioni interessate dal piano di riorganizzazione al fine di individuare una linea comune in vista del tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il successivo 25 maggio 2026. Nel corso dei tavoli nazionali Mimit del 25 maggio e del 15 giugno 2026, la Regione Veneto, d'intesa con tutte le parti intervenute, ha promosso e adottato una linea di fermo contrasto al piano di ridimensionamento della multinazionale, inquadrando l'avvertenza Electrolux come la vera crisi industriale europea. In quella sede è stato richiesto di avviare un confronto su strategie alternative socialmente ed economicamente sostenibili. È stato quindi chiesto alla società un nuovo e dettagliato piano industriale basato su un efficientamento senza esuberi, su investimenti, su innovazione, ricerca e sviluppo, su prodotti di alta gamma anche orientati a nuovi segmenti di settori di mercato. Al termine del tavolo nazionale del 15 giugno 2026, nel corso del quale Electrolux ha accettato la richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali annunciate, è stato definito un programma di incontri tecnici per le parti sociali da tenere in sede ministeriale per approfondire i diversi ambiti di criticità. Definire soluzioni condivise e individuare azioni e strumenti necessari per realizzarle. Gli incontri sono tuttora in corso, mentre il prossimo tavolo nazionale Mimit, con tutte le parti e le istituzioni regionali, è previsto per il 21 luglio a Roma. Parallelamente agli incontri in sede ministeriale, la Regione del Veneto ha convocato per il 17 luglio 2026 un tavolo regionale con le parti sociali per un allargamento dell'interlocuzione all'intera filiera territoriale dell'elettrodomestico, includendo le rappresentanze sindacali e datoriali delle diverse tipologie di fornitori e distributori interessati. Si è ritenuto necessario questo ampliamento non solo per condividere e valutare gli avanzamenti delle discussioni tra l'azienda e le parti direttamente coinvolte nel caso Electrolux, ma anche perché solo in ottica di filiera è possibile delineare le dimensioni effettive del programma economico e sociale derivante dalla contrattazione delle produzioni ipotizzate e nel contempo valutare istanze e azioni coordinate di ampio respiro e supporto del riconoscimento della strategicità del settore a livello europeo.
Nel ringraziarla per l'invito al vostro tavolo, che va a sostenere l'azione comune per definire soluzioni idonee a salvaguardare attività produttive e occupazione al fine di valorizzare il coordinamento e le iniziative regionali e nazionali in essere, le chiedo di poterci trasferire le conclusioni in esito del vostro incontro. Distinti saluti, l'assessore dottor Massimo Bitonci. Anche il vicepresidente della giunta regionale ha mandato un comunicato scusandosi per non poter intervenire, nulla di particolare in merito. Per quanto riguarda la proprietà, l'Electrolux, vi riferisco solo quello che ho potuto apprendere da una telefonata intercorsa, non giustifica la sua assenza in un ambito di non andare a presenziare tavoli singoli, diciamo regionali o particolari, ma presenziare solo a quello che è un tavolo, diciamo, esteso. Bene, io a questo punto passo la parola al sindaco Fabio Chies, che è il nostro appunto padrone di casa e che ha... Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti i sindaci dei 28 comuni facenti riferimento all'Exus 7, grazie veramente per la vostra presenza, a voi e ai vostri delegati, grazie soprattutto ai tanti lavoratori qui presenti, grazie alle RSA dello stabilimento di Susegana, grazie ai tanti consiglieri comunali e assessori seduti tra il pubblico. Devo dire, come ha detto il Presidente, che ieri mi ha chiamato sia il Presidente della Regione Alberto Stefani che l'assessore Massimo Bitonci per assicurarci della loro vicinanza. Tra l'altro c'è un tavolo importante, come dicevi te prima, domani in Regione, ma penso che questo fatto di essere qui tutti assieme oggi sia quello che tutti noi auspicavamo. Tra l'altro nella seduta del 19 maggio, ringrazio il Sindaco Montesel, era stato incaricato da tutti noi di seguire questa vicenda da vicino per tutto il territorio, perché ritenevamo che nei tavoli più importanti dove si dovesse decidere questa vertenza ci dovesse essere la presenza di qualcuno che facesse riferimento alle amministrazioni territoriali. Devo dire che questa non è solo una questione che ci preoccupa molto, questa rischia di essere una ferita per il territorio che sarà difficile da rimarginare e rischia di essere una ferita importante soprattutto se non si trova una soluzione che non può essere sicuramente una soluzione basata sugli esuberi. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo che dal territorio arrivi e arriverà alla fine di questa riunione assembleare un testo ed un documento che dica in maniera chiara, ferma, decisa che per quanto riguarda il territorio è fondamentale salvaguardare i posti di lavoro, non solo quelli diretti, ma anche quelli diretti di un indotto che vedrebbe altrimenti migliaia di persone che vedono il loro posto di lavoro a rischio. Io penso che questo debba essere un grido che arriva forte proprio perché il territorio in questo momento non può permettersi che questo succeda. Non può permettersi per una serie di ragioni strutturali innanzitutto, perché riteniamo che il comparto industriale in Italia sia un comparto che è in grossissime difficoltà oggi, per una serie di motivi legati al costo di lavoro dell'energia, al costo del lavoro dei dipendenti, ma soprattutto in un momento congiunturale nel quale tra l'altro il costo della vita è salito in maniera incredibile, per cui già ci troviamo nella difficoltà normale di chi ha un posto di lavoro. Non oso immaginare l'impoverimento territoriale non solo singolo delle persone, ma di un territorio che vedrebbe andare in sofferenza, ripeto, non solo un comparto intero, ma tutti coloro che ruotano intorno a questo comparto. Sicuramente la soluzione non può arrivare da questo tavolo, ma questo tavolo deve dare un segnale forte. Deve dare un segnale forte innanzitutto di unione territoriale, perché non possiamo pensare, qualcuno ci ha chiesto nei giorni scorsi perché fate questa assemblea. Io penso che noi dovessimo farla come territorio, perché se oggi ci giriamo dall'altra parte quando il caso riguarda l'Electrolux, pensando che non sia un caso che possa riguardare noi, domani mattina, passato il caso Electrolux, potrebbe esserci un altro caso e un altro ancora, e se non cominciamo a difendere il lavoro oggi, sicuramente domani ci troveremo che questo impoverimento che riguarda solo un settore può riguardare altri settori. Non dobbiamo pensare che non riguardi noi. Dobbiamo pensare che riguarda un territorio intero, e io chiudo perché poi ci sono interventi tutti gli altri, gli interventi finali nostri che dovremmo tirare le fila di questa assemblea. Chiudo ricordando una persona che è Ottaviano Bellotto, che io ho avuto modo di conoscere e che è venuto a mancare
che è venuto a mancare poco tempo fa e che aiutò a qualificare la contrattazione sicuramente e che ci ha insegnato, almeno quando è venuto a trovarmi per presentare il libro, abbiamo parlato molto della storia industriale del nostro territorio, che la storia industriale del nostro territorio è fatta di competenze che si sono tramandate. Oggi non è scontato ciò che abbiamo. Sarà un problema se lo perderemo, perché recuperare tutto il know-how, tutte le conoscenze, tutto ciò che è stato tramandato nelle varie generazioni che hanno lavorato all'interno di questo mondo non è qualcosa che poi puoi reimpiantare come un chip. Dobbiamo pensare che questo grande patrimonio che abbiamo e che vive sulle gambe dei lavoratori deve essere un patrimonio che debba continuare a far parte della nostra storia, della nostra tradizione e debba vedere anzi, e che per chi ci lavora e per chi oggi ha le fabbriche qui, debba vedere in questo valore aggiunto qualcosa che deve fare in modo che prosegua questa storia territoriale e industriale. Io non aggiungo altro, vi dico grazie. Grazie ai lavoratori perché oggi protestano per difendere un posto di lavoro. Ecco, io vedo tanta gente in Italia che protesta per 1000 cose, ma quando vedo chi con dignità protesta solo per poter andare a recarsi al posto di lavoro la mattina, devo avere un plauso da parte nostra, un plauso da parte vostra e un plauso da parte di tutti quelli che oggi vogliono difendere questo posto di lavoro. Grazie Sindaco. Passo la parola a quello che è di fatto il portavoce istituzionale, l'architetto Sindaco Gianni Montesel. Prego. Grazie. Fabio ha toccato naturalmente ampiamente tutti gli argomenti che abbiamo discusso in questi giorni, ma quello che possiamo aggiungere adesso è un riassunto della prima fase di tutte le trattative che sono state portate a Roma. Io non partecipo naturalmente ai tavoli tecnici, ma rappresento i 28 comuni ai tavoli istituzionali, e ai tavoli istituzionali si tirano le somme dei 15 giorni precedenti. Allora, se dalla prima riunione del 25 di maggio a quella del 15 di giugno ci sono stati dei passi avanti, quella che è stata fatta successivamente invece è chiaramente una tattica di lungo periodo in una trattativa che potrebbe sembrare una semplice trattativa sindacale e invece non è una semplice trattativa sindacale, ammesso che la trattativa sindacale poi possa essere semplice. Dobbiamo dirle chiaramente, da quel giorno 13 di maggio in cui sono stato chiamato dai rappresentanti dell'RSA di Susegana, è cambiato completamente l'approccio a argomenti di questo tipo. Ci siamo incontrati il giorno stesso, tutti pensando siamo da capo, periodicamente ci sono problemi con l'Electrolux, prima con la Zoppas, dopo con la Zanossi, adesso con l'Electrolux. Tutte cose che si sono negli anni in varia maniera con sacrifici più o meno ricomposti e tutto è proceduto. Invece quando ci siamo incontrati quel pomeriggio non era ancora quel caldo torrido di questo periodo, però i sudori c'erano, perché quanto veniva esposto era chiaramente un limite. Il limite di richiedere, quando tu ti senti dire su 4.500 dipendenti 1.700 devono trovare altra collocazione, cioè devono dismettere il proprio posto di lavoro in Electrolux per permettere che il sistema funzioni, dici ma non saranno mica gli unici indicatori il numero dei dipendenti. Poi affini e vedi quali sono i numeri della produzione e apprendi che i numeri della produzione sono quei numeri che da sempre si danno come i numeri di non ritorno, cioè una fabbrica come quella di Susegana che mi è stato insegnato, no, che sotto i 700.000 pezzi prodotti all'anno non paga neanche la corrente, visto che è cara la corrente. Ma allora cos'è che sta succedendo? E dopo l'ultima riunione al Ministero del Made in Italy a Roma è chiaro che la trattativa prosegue sempre con qualche cosa che si dà in più, ma il sistema rimane, cioè l'impoverimento di circa 990 posti di lavoro nella fase produttiva e oltre 750 nella fase di organizzazione del lavoro, cioè in quella filiera che è ricerca, sviluppo, progettazione, cioè futuro di un complesso industriale.
Allora, cosa dobbiamo dire questa sera? Io, prima della tornata, naturalmente, che dovranno fare i colleghi o chi vorrà farla, diciamo che dobbiamo sollevare un grande ringraziamento alla RSA, a noi per esempio di Susegana, perché ha portato il problema, perché ha portato un problema non di sopravvivenza di un posto di lavoro, che è già tanta cosa, ma di sopravvivenza di un sito industriale, e cioè della memoria e della costruzione della realtà industriale della sinistra Piave, perché questo è il percorso che dal 66 ha visto la prima crisi della Zoppas, che poi è entrata nel gruppo Zanussi, che poi negli anni 80-84 è diventata Electrolux, perché la Zanussi non ce la faceva più, ma era già un'industria di circa 20.000 dipendenti quando è andata in crisi. Dunque le province di Pordenone e di Treviso vedono il metalmeccanico naturalmente nascere e sviluppare tutto quel grande indotto che è diventato il miracolo della piccola e media industria delle nostre province, grazie al sorgere di questa attività produttiva. E soprattutto, se guardiamo i numeri e guardiamo i siti produttivi, in provincia di Treviso, venendo a mancare questo grande riferimento, ma naturalmente riferiamoci all'intero gruppo, ai 4.500 che afferiscono a Susegana e a Porcia e agli altri due siti, soprattutto Forlì e Solaro in provincia di Milano, a noi mancherà il fatto di avere la grande industria che nessuno dirà mai ancora, no? Serve la grande industria per continuare a produrre nei nostri siti, nei nostri paesi. Penso che al momento non ci siano soluzioni di ricambio. I grandi produttori trainano lo sviluppo, trainano la ricerca e trainano la ricaduta sul territorio. Allora, ringraziamo chi ha sollevato il problema, chi lo sta portando avanti come sacrosanta battaglia per la difesa del proprio posto di lavoro, dunque del proprio futuro, ma soprattutto perché ha individuato in questo anche una battaglia per la sopravvivenza del futuro delle nostre comunità, dei nostri siti produttivi. Allora quel giorno noi ci lasciavamo il 19 di maggio, no? Quando a seguito della riunione abbiamo fatto la prima riunione con i 28 comuni dell'ex SULS 7, dicendo dobbiamo organizzarci perché è una battaglia prima di tutto per i posti di lavoro, che sono quelli che ci mettono immediatamente, poi del lavoro, perché il lavoro è inteso del sistema produttivo, e in ultima la difesa del futuro dei nostri territori. Dunque da qua ripartiamo anche questa sera. Le trattative a Roma, il governo ha fatto sicuramente la sua parte e va ringraziato il Ministro perché è stato chiarissimo. Vanno ringraziati Bitonci, va ringraziato e anche il Presidente Stefani perché è sempre stato presente. Vanno ringraziate le varie rappresentanze sindacali perché hanno contribuito politicamente nel dibattito a un livello molto alto. A Roma è stata una grande sorpresa il dibattito di natura politica che è uscito. Dunque, però adesso perché questa riunione? Perché dobbiamo fare un salto di qualità del territorio. Dobbiamo dimostrare anche noi a chi deve prendere le decisioni che se un sacrificio necessita, è un sacrificio indispensabile per mantenere una delle forze vive e vitali di questo nostro paese legate al mondo della produzione. Cioè non potremmo essere sempre, ormai come si dice, noi lo diciamo, non saremo mai solo Prosecco, perché il Prosecco non sarà in grado di creare una economia diffusa e di produzione tale da sostituire la parte produttiva industriale. Dunque lavoriamo perché il sito produttivo legato alla presenza del gruppo Electrolux permanga su questi territori e sia volano di sviluppo. E se deve essere fatto un sacrificio perché siano concesse condizioni particolari perché rimanga, ma perché rimanga vincolato al fatto che qua è nato e qua deve rimanere e qua deve contribuire alle fortune di questo territorio. Grazie. Grazie Sindaco, do la parola al Presidente della Provincia Marco Donadelli. Prego.
Grazie. Buonasera a tutti. Signor Sindaco Fabio Chies, autorità, sindaci, consiglieri regionali che vedo qui presenti, dottor Galeano, dottoressa Berchercin, e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini. Desidero innanzitutto ringraziare il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, per aver promosso questa assemblea dei consigli comunali riuniti. La presenza oggi di 27 comuni dell'Alta Marca Trevigiana dimostra che il nostro territorio sa fare squadra, quando sono in gioco il lavoro, il futuro delle famiglie e il patrimonio industriale della nostra provincia. La presenza oggi della provincia di Treviso con me e con un gran numero dei miei consiglieri provinciali non è un atto formale, ma la testimonianza di una responsabilità e di una volontà condivise. Come ente di secondo livello, pur non avendo una competenza diretta in materia di politica del lavoro, oggi sono qui per sottolineare la vicinanza e il supporto della provincia di Treviso ai sindaci, per chiedere uniti, con forza, la difesa dei nostri lavoratori, delle loro famiglie e di un territorio che non intende rassegnarsi a perdere competenze, occupazione e capacità produttiva. Dati alla mano, la crisi Electrolux è un'avvertenza di rilievo nazionale che coinvolge migliaia di lavoratori e interessa alcuni dei principali poli produttivi del Paese. Il piano di ristrutturazione presentato dalla multinazionale prevede infatti 1.719 esuberi sui circa 4.500 dipendenti italiani, vale a dire quasi il 40% dell'intera forza lavoro. Uno scenario gravissimo che tocca direttamente anche la provincia di Treviso. Proprio lo stabilimento di Susegana rappresenta uno dei principali poli di riferimento per l'intero comparto manifatturiero del nord-est. Il piano iniziale prevede 310 esuberi tra gli operai a tempo indeterminato. A questi si aggiunge l'incertezza che riguarda circa 100 impiegati e addetti ai servizi indiretti, portando il numero delle posizioni potenzialmente coinvolte fino a 450 lavoratori del nostro territorio. Un quadro impensabile e inaccettabile per le nostre famiglie e per tutto il territorio della provincia. Non stiamo parlando solamente di numeri, ma di centinaia di persone, di famiglie, competenze costruite in decenni di lavoro e un intero sistema economico composto da aziende dell'indotto, fornitori, artigiani e attività commerciali che rischiano di subire pesanti ripercussioni. Come sapete, nelle ultime settimane sono arrivati alcuni segnali di attenzione al tavolo del Ministero delle Imprese del Made in Italy, durante il quale, grazie al confronto nazionale con il Ministro Adolfo Urso, è stata ottenuta una sospensione del piano industriale di 50 giorni. Electrolux ha prospettato la possibilità di trasferire a Susegana alcune produzioni di frigoriferi provenienti dallo stabilimento ungherese destinato alla chiusura. Si parla di circa 50.000 frigoriferi all'anno, un'operazione che consentirebbe allo stabilimento trevigiano di mantenere una produzione complessiva di circa 500.000 unità annue. È un segnale importante perché conferma la competitività del sito di Susegana e la qualità delle professionalità che vi lavorano qui a Susegana. Ma il messaggio che come enti locali, provincia e comuni vogliamo lanciare è che non ci si può fermare qui. Se la produzione viene salvaguardata, deve esserlo anche il lavoro. Per questo guardiamo con grande attenzione al prossimo appuntamento del 21 luglio, quando il Ministero delle Imprese e del Made in Italy riprenderà il confronto nazionale con il Ministro Adolfo Urso. La provincia di Treviso continuerà a fare la propria parte, al fianco dei comuni, della Regione Veneto, del Governo e delle parti sociali, affinché la voce del nostro territorio sia ascoltata nelle sedi competenti. Non si chiedono privilegi all'azienda, chiediamo responsabilità. Responsabilità nei confronti di un territorio che da decenni contribuisce alla crescita dell'azienda con competenza, produttività e qualità. Responsabilità verso lavoratori che hanno dimostrato professionalità e spirito di sacrificio. Responsabilità verso un sistema industriale che rappresenta un'eccellenza del nostro Made in Italy. Oggi con questa assemblea lanciamo un messaggio chiaro e unitario: difendere centinaia di posti di lavoro, difendere la produzione italiana. Difendere il nostro territorio significa difendere il futuro
della provincia di Treviso e dell'intero nord-est. Questa è una responsabilità che riguarda tutti noi e insieme continueremo a sostenerla, tutti assieme, tutti noi sindaci e tutti gli enti preposti, con determinazione. Grazie a tutti. Grazie Presidente Donadel. Chiamo a intervenire per la rappresentante sindacale Paola Morandin, se si può avvicinare all'asta qui alla mia sinistra. Prego. Intanto vi ringrazio amministratrici e amministratori che sono qua presenti, ringrazio tutti quelli che sono in sala, ringrazio tutte le lavoratrici e lavoratori che ci stanno accompagnando in questa grandissima battaglia. Sono onorata di poter rappresentarvi e di dire quello che pensiamo e quello che voi pensate. Inizio a dire che per noi Electrolux è assolutamente una questione anche di sostentamento economico, quindi è per noi importante la riproduzione che abbiamo, però è importante anche come base sociale. Noi siamo tanti, siamo di diverse provenienze e abbiamo una solidarietà, un'unione che ci fa sostenere anche nella vita, non solo nella fabbrica. Quindi per noi essere all'interno di uno stabilimento così grande sicuramente è un sostentamento economico, ma sicuramente anche quello che noi diciamo essere una questione di solidarietà, di conquiste, di crescita anche tra di noi. Quello che sta presentando l'azienda è assolutamente inaccettabile. Io sono contenta di essere qua oggi, sono contenta di essere con voi perché voi siete le persone più vicine a noi. Quando noi abbiamo un problema, quando noi avremo un problema, noi veniamo da voi. Sicuramente la trattativa la fai da un'altra parte, sicuramente c'è la regione, sicuramente c'è il governo, ma voi sapete bene che quando un cittadino ha un problema che sia economico, che sia di altro tipo, viene da voi. Quindi il fatto di sostenerci, di essere qua presenti con noi, per noi davvero è una cosa molto 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 importante. Il piano che ha presentato Electrolux è un piano che assolutamente non si può accettare perché prevede in questo momento degli esuberi, prevede un taglio anche delle produzioni e noi che siamo vecchi di mestiere, diciamo così, sappiamo che una fabbrica, uno stabilimento grande come il nostro, meno produce, meno ha la possibilità di avere una produzione annua, più è a rischio di sostenibilità. Noi siamo già sotto la soglia minima che abbiamo già più volte denunciato, sotto i 600.000 una fabbrica grande come la nostra non si mantiene, non si paga, non si sostiene. Quindi siamo già in questo momento a rischio perché ad oggi noi produciamo circa 532.000 pezzi all'anno, siamo addirittura sotto alle previsioni di inizio anno, quindi stiamo già riducendo la nostra capacità senza neanche cominciare a discutere del piano che ci ha presentato Electrolux. L'altra cosa che noi non possiamo accettare sono la riduzione del personale. E quando sono entrata io in Electrolux, ossia più o meno 40 anni fa, eravamo più di 2000, già adesso siamo sotto il 1200, abbiamo già dato anche troppo e noi pensiamo di essere parte di questo territorio, noi siamo parte della storia di questo territorio, perché lavorando in Electrolux abbiamo fatto venire le nostre famiglie, abbiamo comprato casa qui, abbiamo fatto crescere anche tutti i paesi che ci stanno attorno, quindi noi siamo parte del territorio e vogliamo restare parte di questo territorio. Io ho partecipato al percorso anche dei tavoli tecnici.
Devo dire che siamo partiti con 1719 esuberi e siamo ancora a 1719 esuberi, nel senso che non è stato cambiato nessun numero, quindi stiamo molto attenti e quando ci dicono tavolo tecnico, ulteriore proposta, noi siamo sempre a 1719 esuberi, che per quelli che riguarda Susegana vuol dire 310 lavoratori diretti e non si sa bene qual è il numero degli indiretti. Anche questa è una cosa che fa pensare. Quando si parla di toccare le competenze e le conoscenze che sono della progettazione, degli acquisti eccetera, vuol dire perdere anche un valore aggiunto e non è possibile. L'azienda ancora non ha dato i numeri precisi, però noi stimiamo che veramente siamo sopra i 450 lavoratori in meno nello stabilimento di Susegana, vuol dire metà stabilimento, vuol dire che questa è una lenta agonia che ci porterà alla chiusura dello stabilimento. Noi siamo convinti che questo è un percorso, che Electrolux è una multinazionale svedese che ha degli utili altissimi, è un percorso che porterà ad andare via dal nostro territorio, ad andare via dall'Italia. Non è più interessata a mantenere le fabbriche in Italia, non è più interessata a fare quello che sta facendo, fare la produzione. E noi pensiamo che Electrolux, oltretutto, che ha avuto dei fondi a livello europeo, dei fondi anche a livello italiano per costruire le nuove linee, per fare l'industria 4.0, deve avere una responsabilità sociale e deve rimanere in questo territorio. Noi diciamo sempre non uno di meno, perché se tu cedi anche sul numero dei lavoratori che sono impiegati, vuol dire che tu lasci mano libera a quello che vuole fare Electrolux. Noi pensiamo che dobbiamo chiedere un conto a Electrolux, nel senso che l'Italia ha dato, l'Europa ha dato, devono restituire, ossia devono continuare a mantenere quello che le produzioni che ci sono in Italia. L'ultimo incontro che abbiamo fatto questa settimana, siamo andati a Roma, era un tavolo tecnico in cui l'azienda ha tentato di spiegarci che c'erano delle aperture. Io sono molto scettica su queste aperture, ve lo dico subito, nel senso che l'azienda dice sì, ok, noi manteniamo, senza dire quanti lavoratori in più o in meno, il numero rimane quello, però lei dice noi manteniamo il nostro intento di portare via i frigoriferi che per noi non sono più profittevoli, e aggiungo che parte della produzione che noi facciamo, l'equivalente lo sta già facendo in Cina, quindi anche questa cosa è da tener conto. Una parte la facciamo noi, una parte la sta facendo in Cina con lo stesso marchio, solamente che manca il Made in Italy. Quindi può essere che voi comprate un frigo convinto che comprate un frigo di Susegana, lo comprate invece fatto in Cina. Queste cose non vengono mai dette, si capiscono quando tu guardi il listino che presenta la multinazionale. Non sono convinta di quello che ci hanno presentato, perché sembrava quasi aspetta che tento di convincere qualcuno che io ho il cuore buono e quindi sono disponibile a trattare. Quando Electrolux dice io comunque porto in Cina, porto via una parte della produzione, e stiamo parlando del 40% della produzione che noi stiamo facendo oggi, e ti dice io al suo posto porto della produzione che viene dismessa dall'Ungheria, qua fai fatica a crederci. Se chiudi uno stabilimento in Ungheria perché probabilmente non guadagni abbastanza, perché non è profittevole, perché decidi di far conti diversi, non è che la produzione che in Ungheria ti costa troppo lo fai fare a noi a Susegana, perché è impossibile. Oltretutto è inaccettabile anche sentirsi dire guarda, state tranquilli, arriveranno altre produzioni o sono scritte o non ci crede nessuno. Su queste cose qui io sono molto scettica, io l'ho vissuta, l'ultimo, sarà stato anche un incontro tecnico, ma io l'ho vissuto veramente come una presa in giro, come dire io mi faccio vedere disponibile, però alla fine non c'è stato niente di nuovo. Addirittura sullo stabilimento, quello più a rischio, che è lo stabilimento di Cerreto, ci sono 170 lavoratori e lavoratrici che perderanno il posto di lavoro, non c'è stato nulla, c'è stato un
una dichiarazione di intenti di trovare una soluzione diversa, ma sugli intenti noi non portiamo a casa lo stipendio, sugli intenti noi non riusciamo a vivere. Qualcuno nei primi giorni si è presentato davanti alla fabbrica, qualche istituzione importante si è presentata davanti alla fabbrica dicendo: ragazzi, tutti tranquilli perché c'è la cassa integrazione, ci penso io. No, non è così che funziona. Noi non abbiamo bisogno della cassa integrazione, noi non vogliamo essere un costo sociale, noi vogliamo avere un lavoro con la nostra retribuzione, quella che abbiamo ora. Abbiamo visto stabilimenti che sono stati accompagnati dalla cassa integrazione per poi forse un giorno doveva arrivare qualcos'altro. Abbiamo visto Scandicci, abbiamo visto Mel, abbiamo visto tante fabbriche anche che lavoravano per noi, che hanno fatto anni di cassa integrazione per poi rimanere assolutamente a casa. Ma noi non vogliamo questo. Noi chiediamo che finché non c'è l'alternativa, le produzioni che ci sono adesso devono rimanere. Noi vogliamo continuare a produrre quello che c'è adesso, non un pezzo in meno. Vuoi cambiare il prodotto perché trovi qualcosa di meglio, però dopo, cioè prima me lo presenti, prima comincio a farlo e poi dismettere le produzioni che stiamo facendo. Quello che noi chiediamo, adesso sicuramente il governo ci metterà, farà qualcosa per il costo energetico, l'Europa sicuramente farà qualcosa per quella tassa strana, il CBAM, sui prodotti, sui componenti in entrata, però noi quello che chiediamo a voi, a tutti, che se ci sono sostegni economici, se ci sono degli interventi fatti a favore di Electrolux, devono avere un riscontro da Electrolux vincolante. Io ti do, ma tu mi dici che rimani qua. Io ti do, tu non rimani qua, mi restituisci, perché sono tanti anni che l'Electrolux porta a casa. E le linee, quelle nuove che hanno fatto, la linea 6, la linea 7, la linea 5, sono state fatte con i soldi europei e italiani pubblici, non con i loro. Non sono stati fatti con i soldi loro. Quindi perché adesso mi dici non siamo più profittevoli, dobbiamo diminuire la produzione, dobbiamo rimanere in meno, dovete fare la cassa integrazione? Non funziona così. Hai preso i soldi, impegnati anche su questo aspetto. Chiaramente non è che noi non abbiamo visto fino adesso quello che stava succedendo. Nel 2023 noi abbiamo fatto un accordo e i lavoratori ci hanno sostenuto in questo accordo. È stato un accordo che per noi è stato pesante, perché abbiamo dato una parte del nostro lavoro, abbiamo accettato di velocizzare le linee di montaggio perché diventavano un minor costo per l'azienda. Velocizzare le linee di montaggio vuol dire che da 94 pezzi ora noi ci siamo resi disponibili a fare 108 pezzi ora. 108 pezzi all'ora in catena di montaggio, sono tantissimi, però abbiamo detto ok, noi diamo il nostro, in cambio scritto nero su bianco c'erano una garanzia annuale di 600.000 pezzi e quindi avremmo messo al sicuro la fabbrica, sotto non si sostiene, sopra si può anche ragionare, e in più avremmo portato a casa dei prodotti che potevano essere messi sul mercato a un prezzo medio, quindi 700 euro sul mercato, e avrebbero aggredito il mercato. Questo è stato un nostro, ci abbiamo creduto, è stato un nostro accordo votato, firmato, sostenuto dai lavoratori che doveva portarci fuori da delle situazioni di difficoltà. L'azienda non l'ha mai attuato, quindi anche adesso, contando la serietà anche di come lei sostiene gli accordi e rispetta gli accordi che firmiamo entrambi, firmiamo noi e firmano anche loro, però in questo caso loro non l'hanno attuato, non l'hanno portato a termine. Bisogna stare attenti anche ai prossimi accordi, i prossimi sostegni che vengono dati, perché può essere che il governo, noi tutti sosteniamo e diamo e l'azienda poi alla fine non rispetti, quindi deve essere veramente quello che chiediamo noi una cosa, una discussione vincolante per l'azienda. Dopo che se ci sono, siamo qui, stiamo facendo la trattativa, devo dire che i lavoratori più di così non possono dare, perché già siamo in catena di montaggio, già nel 2023 abbiamo dato più di quello che è possibile, in catena di montaggio si fa fatica,
perché sono catene, poi siamo anche abbastanza anche grandi come età e quindi attenti a quello che si firma. La contrarietà alla cassa integrazione o quello che potrebbe essere anche la transizione tra adesso e il dopo è anche una questione di chi lavora in Electrolux. Noi abbiamo la fortuna da qualche anno, da 5-6 anni, di avere tanti ragazzi giovani, sono entrati con un titolo di studio perché sono entrati per organizzare la fabbrica nuova. La fabbrica nuova è costituita da 116 robot, quindi altamente industrializzata, altamente automatizzata, e quindi c'è stato il bisogno di assumere tutti questi ragazzi giovani con le competenze. Se facciamo una transizione in cassa integrazione non è che queste competenze rimarranno lì con noi, cercheranno altro, quindi rischiamo anche di avere un periodo di transizione che non si sa dove ci porta, una desertificazione della fabbrica perché quelli giovani non è che restano ad aspettare che l'Electrolux decida qualcosa, e in più anche si rischia veramente che la fabbrica vada da un'altra parte, quindi anche qui dobbiamo tentare di tenere le competenze che abbiamo. Altra parte che a noi preoccupa molto e purtroppo non hanno tutti i diritti che abbiamo noi sono i lavoratori che lavorano per e con noi. All'interno del nostro stabilimento ci sono tanti lavoratori di ditte esterne, di cooperative, di aziende più piccole che magari non hanno la possibilità di fare il passaggio con la cassa integrazione o altro, e quindi anche per loro, se riduciamo noi, riducono anche loro. Se viene attuato il piano aziendale di portare tutta la fabbrica a un turno, quindi vuol dire dalle 7 alle 4, a parte che io ritengo che una fabbrica altamente automatizzata che fa un orario a giornata è una brutta fotografia che vi fa capire qual è l'interesse aziendale, perché una fabbrica altamente automatizzata dovrebbe sfruttare l'automazione più possibile. Se tu vai a giornata capisci che c'è un lento declino, però tutti i lavoratori che sono con noi non hanno gli stessi diritti nostri, e avranno, anche loro saranno in percentuale ridotti. Anche per fortuna abbiamo un indotto, non è tantissimo ma c'è ancora qualcosa che lavora per Eletro, purtroppo la maggioranza dei componenti viene preso in Cina, ma qualcosa viene fatto anche in tutti nei comuni limitrofi, quindi anche lì riduzione di Electrolux vuol dire riduzione anche di chi lavora per noi, e questa è una preoccupazione forte, è una preoccupazione che stiamo anche condividendo con loro. Ci sono già qualche appalto che viene sostituito, c'è già un movimento che non è assolutamente giustificabile in questo momento. Noi continueremo la nostra battaglia perché vogliamo salvare il nostro posto di lavoro, vogliamo salvare il nostro stipendio, vogliamo salvare anche il nostro territorio, perché con noi c'è anche tutto il territorio. Noi quando usciamo spendiamo, noi quando usciamo manteniamo vivo il territorio, allarghiamo le famiglie, compriamo case. La cassa integrazione non ti dà mica la possibilità di comprare case e tanto meno di comprare auto, perché non ti danno neanche un mutuo se fai questo periodo. Quindi io dico, noi continueremo la nostra battaglia insieme con voi. L'abbiamo fatto nel 2014 e siamo riusciti a vincere. Abbiamo fatto notti davanti alla fabbrica, abbiamo bloccato la produzione per molti giorni, per molte settimane. Voi c'eravate, c'erano i cittadini che venivano davanti alla fabbrica. Ce l'abbiamo fatta quella volta, che era una situazione sicuramente meno pesante di adesso. Questa è molto più brutta perché l'obiettivo dell'azienda è un altro, però noi continueremo a lottare, non ci fermeremo assolutamente, siamo pronti a fare tutti i viaggi della speranza, come dico io, a Roma tutte le volte che serve, però noi dalla fabbrica non ci muoviamo a costo di metterci davanti al cancello. Ringrazio il sindaco Montesai che fa i viaggi insieme con noi, perché credetemi, in luglio fare Roma e ritorno non è proprio così facile, quindi io veramente ringrazio voi che ce l'avete messo in fianco e ringrazio anche di questa giornata. Sono convinta che vinceremo anche questa battaglia, che non perderemo neanche un posto di lavoro e la produzione rimarrà questa. Saremo tutti insieme e anche con voi, però dobbiamo rimanere fino alla fine uniti, perché noi vogliamo il nostro stipendio e il nostro lavoro.
Grazie Paola Morandin per l'intervento. Io adesso inizio il turno di interventi da parte di questo tavolo. In ordine alfabetico inizierà appunto il Comune di Cappella Maggiore. Prego, Barazza, avete il microfono, potete accenderlo se ve lo passate perché questo riusciamo... Okay. Prego, Sindaco. Grazie, buonasera a tutti e ringrazio subito il Sindaco Montesel e il Sindaco Chies per aver coordinato e promosso questa riunione. Io c'ero il 19 maggio e ci sono oggi, sono qua a nome della comunità di Cappella Maggiore, sarò breve perché siamo in tanti che dobbiamo parlare e ringrazio anche i nostri consiglieri comunali qua presenti e sono qui perché siamo e vogliamo essere, e mi rivolgo ai lavoratori al vostro fianco, e questo per un motivo, perché è già stato detto tutto, sia per difendere i posti di lavoro ma anche per difendere il lavoro che va oltre, perché come avete ben spiegato non ci sono solo i lavoratori direttamente interessati ma anche tutti quelli dell'indotto che sono coinvolti, per difendere la dignità del lavoro, che è la cosa ancora più importante, e per difendere anche la dignità del nostro paese Italia, perché dobbiamo riuscire a sostenere chi è su quei tavoli, cioè il governo, e dire che dietro non ci sono solo, ed è già tanto, i lavoratori, non c'è soltanto un sistema produttivo e il suo saper fare, che è tanta roba qui da noi, ma ci sono anche le comunità territoriali che sono al fianco di questi lavoratori, perché siamo profondamente convinti che difendere il lavoro e la dignità del lavoro qui e combattere un po' quello che è quel capitalismo mordi e fuggi, per cui si guarda soltanto i numeri, per cui si guarda solo a quello, se non lo difendiamo noi, chi lo può difendere? Quindi sono qui per questo e per fare quello che è necessario insieme ai colleghi. Grazie. In scaletta ho il Comune di Gaiarine, il Sindaco Zanchetta Diego. Potete passare il microfono cortesemente? Ah, scusate. Magagnin, perfetto. Massimiliano. Allora, in scaletta ho Magagnin Massimo, prego. Sì, funziona. Buonasera a tutti, rivolgo un saluto innanzitutto ai lavoratori di Electrolux, a tutti i colleghi qui intervenuti. Sono Massimo Magagnin, sindaco del comune di Revinelago. Desidero anzitutto ringraziare il sindaco Fabio Chies e la città di Conegliano per aver convocato e ospitato questa assemblea, e con lui i colleghi sindaci di Susegana e di Santa Lucia di Piave, Gianni Montesel e Fiorenzo Fantinel, oggi rappresentato dal vice Massimiliano Di Fabio, che fin dalle prime ore di questa avvertenza guidano con equilibrio e determinazione la mobilitazione del territorio. Un ringraziamento sentito lo rivolgo alle organizzazioni sindacali e alle rappresentanze dei lavoratori presenti questa sera, che in questi 2 mesi hanno saputo tenere insieme fermezza e responsabilità, e soprattutto grazie a voi, lavoratrici e lavoratori di Electrolux. So che molti di voi, per essere qui, hanno scelto oggi 4 ore di sciopero. La vostra presenza, composta e dignitosa, è la ragione stessa di questa assemblea. Intervengo non soltanto come sindaco di Revinelago, ma anche a nome dei colleghi sindaci di diversi comuni: Codognè, Cordignano, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Moriago della Battaglia, Refrontolo, San Vendemiano, Sernaglia della Battaglia, Vazzola e così via, con i quali abbiamo condiviso insieme una voce comune, una voce unanime. Concedetemi di ringraziarli della fiducia che hanno voluto accordarmi e che mi onoro di rappresentare. Una cosa desidero dirla subito, con chiarezza: le parole che sto per leggere non hanno colore politico. Davanti al lavoro che rischia di scomparire non esistono maggioranze e opposizioni, non esistono partiti, esiste una comunità, e questa sera quella comunità è qui e parla con una voce sola. Siamo qui perché il 12 maggio scorso Electrolux ha comunicato un piano di riorganizzazione che prevede oltre 1.700 esuberi in Italia, su circa 4.500 addetti, la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi e il trasferimento di produzioni all'estero.
Per Susegana quel piano significa 310 posti in meno tra gli operai, da 728 ridotti quindi a 418, ai quali si aggiungono le eccedenze tra impiegati e quadri. Le organizzazioni sindacali stimano complessivamente circa oltre 450 posizioni a rischio. I volumi produttivi scenderebbero da 530.000 a 450.000 frigoriferi l'anno, quando chi quella fabbrica la conosce e gli stessi accordi sottoscritti nel 2023 indica in almeno 600.000 pezzi la soglia minima perché il sito possa reggersi. Ed è questo che ci toglie il sonno, non soltanto i numeri di oggi, ma il timore fondato, e non dobbiamo nascondercelo, che questo ridimensionamento sia il primo passo verso una chiusura o una cessione. Sappiamo che al tavolo qualcosa comincia a muoversi. Nell'incontro tecnico di martedì scorso al Ministero, l'azienda ha prospettato per la prima volta una revisione parziale del piano. Per Susegana l'ipotesi di attrarre nuovi prodotti così da mantenere gli attuali livelli di volume, sia pure con un diverso mix produttivo. Lo registriamo, ma con altrettanta franchezza diciamo che non basta. Quelle aperture restano condizionate a fattori esterni, il costo dell'energia, la produttività, la revisione del meccanismo europeo CBAM, la tassa ambientale, i 725 esuberi annunciati tra impiegati e quadri sono stati confermati e per Cerreto Desi non è stata indicata alcuna soluzione. Uno spiraglio non è un piano industriale e questo territorio non è venuto qui questa sera per accontentarsi di uno spiraglio. Per capire che cosa è in gioco bisogna sapere che cos'è quella fabbrica. Il sito di Susegana non è uno stabilimento qualsiasi, è il polo del freddo di Electrolux in Italia, il più grande sito italiano del gruppo. L'erede di oltre un secolo di storia industriale, la Zoppas di Conegliano, la Zarussi, il marchio Rex. Per generazioni di famiglie del Coneglianese, del quartiere del Piave, della Vallata e della Pedemontana, andare in Zanussi ha significato un lavoro dignitoso, un mutuo che si poteva firmare, figli che si potevano far studiare e anche la nascita di una figura nuova lavorativa a partire da metà anni 60. Mi piace ricordare che in questa terra trevigiana, in questo territorio veneto, è nata la figura del metalmezzadro, che prima non esisteva. Io amministro un piccolo comune delle Prealpi, Revine Lago appunto. Anche da noi, come nella maggior parte di ciascuno dei comuni qui rappresentati, ci sono donne e uomini che ogni mattina scendono verso quello stabilimento e ci sono artigiani, autotrasportatori, piccole imprese della componentistica e dei servizi che di quello stabilimento vivono. Lo abbiamo toccato con mano in maggio quando la fabbrica si è dovuta fermare per mancanza di componenti dei fornitori locali. La fabbrica e il territorio sono un corpo solo, se si ferma il cuore si ferma tutto, l'indotto, il commercio, i servizi e il conto alla fine arriva alle famiglie e ai servizi sociali dei nostri municipi, che di quelle fragilità dovranno farsi carico per primi. Lo diciamo con il rispetto delle forme, ma con altrettanta fermezza. Quel piano, così com'è, non è accettabile, per 3 ragioni. Non siamo davanti a un'azienda in crisi, il gruppo produce, fattura e chiude i bilanci inutili, oltre 139 milioni di euro di utili netti, quindi non parliamo di fatturato ma di utili netti, tra il 2020 e il 2024, quasi interamente distribuiti agli azionisti. Le eccedenze annunciate non nascono da un crollo del mercato, nascono da una scelta, quella di spostare produzioni verso paesi a costi più bassi. La seconda, su questo territorio l'azienda ha chiesto e ottenuto fiducia e risorse anche pubbliche. Dall'accordo Genesi, siglato nel 2023, Susegana ha ricevuto oltre 400 milioni di euro di investimenti a partire dai 2 anni precedenti, ovvero dal 2021, con linee capaci di produrre fino a 1 milione di frigoriferi l'anno. Il gruppo ha inoltre beneficiato di un accordo di innovazione sostenuto da contributi statali e di un finanziamento di 200 milioni dalla Banca Europea per gli investimenti. Come ha ricordato il Presidente della nostra Regione, un'azienda che ha ricevuto sostegno pubblico ha il dovere di dare un ritorno al territorio. Esiste una sostenibilità ambientale, ma esiste anche una sostenibilità sociale e territoriale. Non si possono incassare la fiducia e le risorse di una e più comunità e poi trattare quella stessa comunità come una voce di costo da tagliare. La terza, la più importante,
Dietro ogni numero, dietro questi numeri, c'è una persona, c'è un volto. 460 posizioni a rischio significano centinaia di famiglie, molte delle quali monoreddito, con mutui, affitti, figli, e significano il rischio di disperdere in pochi mesi un patrimonio di competenze manufatturiere costruito in 70 anni, un patrimonio che, una volta perduto, non si ricostruisce. Da sindaci chiamati a essere per legge e per coscienza buoni padri di famiglia delle nostre comunità, non portiamo a questa assemblea la rabbia, per quanto comprensibile, portiamo richieste precise e proponiamo che questa assemblea le faccia proprie in un documento unitario da trasmettere al Governo, alla Regione del Veneto e alla provincia di Treviso, perché prima il Presidente della provincia Marco Donadel ha detto che pur non rientrando nelle competenze dell'ente provinciale comunque è in prima linea per quanto possibile con noi, perché è proprio in questa terra che è nato il metalmezzadro, è qui che si è fatta gran parte della produzione del territorio regionale veneto. Ad Electrolux infine chiediamo il ritiro definitivo del piano e la sua sostituzione con un vero piano industriale di rilancio, investimenti, nuovi prodotti, volumi che saturino le linee appena rinnovate, garanzie concrete sul mantenimento delle produzioni a Susegana e negli altri stabilimenti italiani, la salvaguardia delle attività di ricerca e sviluppo, un'attenzione specifica ai lavoratori dell'indotto che non godono delle tutele di dipendenti diretti. E lo diciamo con chiarezza, non accetteremo soluzioni fatte soltanto di ammortizzatori sociali. La cassa integrazione serve ad attraversare una crisi, non ad accompagnare in silenzio un declino. Al Governo chiediamo di arrivare alla riunione plenaria di martedì prossimo, 21 luglio, con la massima determinazione. La sospensione del piano ottenuta a giugno è un risultato importante, ma parziale, frutto della mobilitazione dei lavoratori e della compattezza delle istituzioni. Ma quella tregua di 50 giorni scade in piena estate e non permetteremo che il futuro di uno stabilimento con oltre 1000 addetti si decida ad agosto a fabbriche ferme e a riflettori spenti. Martedì scorso l'azienda ha detto in sostanza che il piano può cambiare se cambiano le condizioni di contesto, energia, regole europee, competitività. Ebbene, gran parte di quelle condizioni è nelle mani delle istituzioni. Dal 21 luglio in poi nessuno potrà dire che non c'era nulla da fare. Chiediamo dunque che ogni sostegno pubblico, presente e futuro, sia vincolato a impegni occupazionali e produttivi precisi e verificabili. E confermiamo il pieno sostegno al sindaco di Susegana Gianni Montesel, che i 28 sindaci del nostro ambito hanno indicato quale rappresentante del territorio al tavolo della trattativa. All'Unione Europea chiediamo una politica industriale degna di questo nome per il settore dell'elettrodomestico. Negli ultimi 2 anni una dozzina di stabilimenti del comparto hanno chiuso o stanno chiudendo in Europa. Costi dell'energia, materie prime, una concorrenza extraeuropea senza reciprocità, un meccanismo CBAM che da solo non basta a proteggere chi produce in Europa. Il problema è strutturale e la risposta non può essere la resa. Se l'Europa vuole ancora produrre, deve difendere chi produce. Alla Regione del Veneto, che ringraziamo per essere stata accanto ai lavoratori fin dal primo giorno, chiediamo di continuare a presidiare l'avvertenza con l'unità di crisi e predisporre fin d'ora, per ogni evenienza, strumenti di tutela per i lavoratori e per le imprese dell'indotto. L'incontro convocato per domani mattina, dedicato proprio alle ricadute sull'avvertenza della filiera, va esattamente in questa direzione. Colleghi, pochi mesi fa l'avvertenza Beko, che a molti sembrava perduta, si è chiusa con un accordo di rilancio sui siti italiani. Dunque si può se le istituzioni fanno la loro parte e se il territorio resta unito, come lo è stato finora, come lo è questa sera. Alle lavoratrici e ai lavoratori di Electrolux, alle loro famiglie e con loro ai colleghi di Porcia, Forlì, Sollaro e Cerreto Desi, diciamo: i vostri comuni ci sono, non vi lasceremo soli, non a luglio, non a settembre, non ai tavoli di Roma, né se sarà necessario in Europa. Questa terra ha dato tanto, braccia, intelligenza, sacrificio, non chiede mutua assistenza, chiede rispetto e chiede futuro. E noi siamo qui tutti insieme per pretenderli. Grazie.
Grazie Sindaco Magagnin. Adesso do la parola per il Comune di San Pietro di Feletto al Vice Sindaco Giorgio Comuzzi, che dovrebbe essere in platea, quindi lo invito a utilizzare cortesemente l'asta. Grazie. Buonasera a tutti. Vi parlo da un dipendente Electrolux, del gruppo Electrolux, fino a 16 giorni fa. Anch'io sono rientrato in un piano di ristrutturazione aziendale. Ho lavorato a Electrolux Professional a Vallenoncello, a Pordenone, un'azienda peraltro che va molto bene, con utili notevoli, perché si parlava di un risultato del 10%, 8-10%. Ciò nonostante è stato creato un'attività di ristrutturazione aziendale che ha previsto una 60 di esuberi, tra i quali sono rientrato anch'io, un po' facilitato per età, eccetera, però effettivamente c'è stata una riduzione di attività. Quindi è una politica questa che il gruppo sta portando avanti in generale e non è solo il gruppo Electrolux in realtà, perché sentendo l'esperienza di molte altre aziende, questa è un po' una tendenza che si sta portando avanti non solo in Italia ma poi in tutta Europa. Si cerca di ridurre il personale. L'intelligenza artificiale, sì, sicuramente, nuove tecnologie valide, ci sta un ricambio generazionale all'interno delle aziende, l'età media molto spesso è un po' elevata, soprattutto in Italia, quindi ci sta tutto. Quello che non è accettabile, secondo me, sono le metodologie, perché anche il gruppo Electrolux sta impostando in maniera molto tecnicistica questo tipo di attività di riduzione del personale senza criteri obiettivi di relazioni anche che ci sono dietro, relazioni umane, relazioni sociali. Cosa che io ho ripetuto più volte all'interno anche dell'azienda. Vero è, e questo credo che sia una cosa da dire, non ho lavorato nell'ambito di Electrolux Italia, quindi nell'ambito dell'elettrodomestico, però ho avuto parecchie esperienze e contatti anche con rappresentanti sindacali di quel mondo. Purtroppo la realtà è un po' triste da dire, perché stiamo parlando di un settore che è da anni che in realtà è critico e questa è la conseguenza di una mancanza di una politica industriale che da anni, da decenni manca nel nostro Paese. Probabilmente l'Italia fa parte di un sistema di paesi europei che non è stata agevolata in questo, però quando vengono meno i pezzi che si producono sono il vero problema, perché dietro i pezzi ci sono attribuzioni di costi fissi, generali, che se mancano quelli poi fanno lievitare ovviamente il costo unitario dei prodotti e non siamo più competitivi. Manca una politica industriale seria, perché? Perché finché ci confrontiamo con Cina, Ungheria, paesi dell'est dove il costo del lavoro è molto inferiore e anche il costo dell'energia, c'è poco da fare. Vuol dire che abbiamo puntato su una concorrenza legata a una bassa qualità del prodotto, un basso costo. È inutile, la nostra società non ci permette di sostenere quel tipo di costi. Ecco perché siamo andati in competizione con mercati che ci coprono, che non ci permettono un futuro. Quindi penso che la vera causa di tutto questo sia una mancanza di politica industriale seria, che ha penalizzato moltissimi settori. Pensiamo non solo alla meccanica, ma all'elettronica, alla farmaceutica, eccetera. Ormai in Italia stiamo vivendo un periodo in cui prevalgono nella nostra regione, nella nostra area, per fortuna, il prosecco e la viticoltura, ma sappiamo che l'agricoltura non è fatta solo di vino, ma
si punta molto sul turismo, ad esempio. Sembra che l'Italia possa vivere solo di turismo e non più di industria, cosa a mio avviso sbagliatissima. Primo perché è rischiosissimo. Perché basta un soffio di vento, che è una guerra, che è una piccola crisi economica, che è la pandemia, e quello si ferma subito e quindi metterebbe in ginocchio tutta un'intera area. Ma poi non può sostenere il turismo, come è stato detto prima anche, una società così evoluta, così ricca, che bisogna così tanto di qualità, di servizi. Ecco, non può farcela. Quindi la realtà industriale sicuramente va mantenuta a tutti i livelli. Per fortuna abbiamo una rete di piccole aziende che cercano in qualche modo di sostenere i mercati vari e ce la fanno, perché ci sono delle realtà di nicchia molto interessanti, ma abbiamo bisogno anche di grossi gruppi noi. Io ho iniziato a lavorare a Conegliano, poi mi sono trasferito a Pordenone. Vi posso dire che il trasferimento da Conegliano a Pordenone ha fatto perdere a Conegliano tante energie, veramente tante, perché ricordo che forse l'amministrazione di allora del comune di Conegliano ha sottovalutato un po' questo, mentre il comune di Pordenone aveva agevolato tantissimo il trasferimento, soprattutto della sede direzionale in quella realtà. Vedete come si impoverisce un territorio perché viene meno una grossa azienda. Io auguro alle rappresentanze sindacali, ma non solo, e a tutti i sindaci presenti, rappresentati dal sindaco di Montesel, di lottare perché bisogna farcela per mantenere un'azienda come questa nel nostro territorio. Grazie. Grazie al vice sindaco Cumbuzzi. Adesso per il comune di Santa Lucia di Piave l'intervento va al vice sindaco Massimiliano Di Fabio. Prego. Buonasera a tutti. Grazie innanzitutto ovviamente al padrone di casa, Fabio Chies, che ha organizzato questo incontro. Grazie anche a Gianni Montesè, sindaco di Susegana, che rappresenta i 28 comuni. Fa piacere che il territorio, che a volte si perde un po' nei campanili, sappia, quando c'è un tema di giustizia sociale, di equità, di dignità del lavoro, sappia parlare ad una voce sola. Questo fa estremamente piacere. Santa Lucia di Piave è un comune, uno dei 3 comuni su cui insiste lo stabilimento Electrolux. È un comune che ha tra i suoi cittadini, tra i suoi residenti, un numero stimato, ma tra gli 80 e le 100 persone che lavorano. Questo significa evidentemente famiglie, significa centinaia di cittadini di Santa Lucia, che capite su una comunità di 9.000 persone, evidentemente è un numero significativo, per non parlare poi delle aziende che fanno parte di quell'indotto, di quei terzisti che lavorano a favore dell'Electrolux. Quindi io oggi, come rappresentante del mio comune e congiuntamente poi agli altri sindaci, non posso che testimoniare una forte apprensione per il futuro di questa azienda. È stato detto un po' tutto, però credo che il significato più alto sia quello di elevare un appello sicuramente a chi fa i piani industriali. Io lo so, me ne occupo anche lavorativamente, non è semplice oggi fare un piano industriale, però l'appello è a ricordarsi della responsabilità sociale d'impresa. Non siamo solo qui, nemmeno i grandi manager devono pensare solo al profitto, devono saperlo coniugare con la responsabilità sociale, anche perché vi chiedo, delocalizzare, ma poi chi li compra gli elettrodomestici? Cioè, se impoveriamo un intero tessuto produttivo, se impoveriamo un'intera classe media, cioè dove va la domanda, il consumo? Quindi, perché l'Italia, sì, la provincia di Treviso è un
evidentemente un ambito di produzione ma anche un ambito di consumo, quindi direi che bisogna fare attenzione non solo dal lato produttivo ma dal lato della domanda e quindi si fanno i piani industriali ricordando, sarà un po' retorico, ma ricordando che questa è una Repubblica fondata sul lavoro. E questo è l'articolo 1 della nostra Costituzione. Il secondo appello è, pur rimanendo ovviamente nella linea dei ringraziamenti a Regione, Governo, chiunque si è speso fino adesso per la revisione di questo piano, l'appello è però a creare delle politiche di lungo periodo, penso al costo dell'energia, penso al costo del lavoro, che permettano di mantenere la produzione in Italia. Perché è evidente che siamo la seconda manifattura d'Europa e se dobbiamo cambiare pelle, qualcuno ci dovrà dire però i costi sociali di questo cambiamento chi li dovrà sostenere. Da ultimo dico, e qui ringrazio Fabio per il passaggio prima su Ottaviano Bellotto, perché io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo, di sentire testimoniare le sue battaglie da sindacalista ma anche politiche. Ottaviano aveva un grande senso di equità e giustizia e quindi quell'insegnamento secondo me può essere una guida anche oggi in questa difficile battaglia che il territorio sta cercando di intraprendere. In questi anni mi è capitato di andare proprio con il sindaco di Conegliano di Susegana anche alle riunioni dei seniores dell'Electrolux e quello che ho capito è che questa realtà sicuramente è un sito produttivo ma è anche una comunità e credo che oggi sia testimoniato dalla presenza dei lavoratori e delle lavoratrici che ringrazio e saluto. E quindi, e chiudo, credo che il nostro compito sia proprio questo, cioè di difendere i posti di lavoro, di difendere un tessuto produttivo ed economico, ma di fatto di difendere una comunità. Grazie a tutti. Grazie quindi al vice sindaco Di Fabio. Do la parola per il comune di Vittorio Veneto al sindaco Mirella Baliana. Prego. Vi anticipo che questo è l'ultimo intervento, dopodiché ci sarà la chiusura da parte del portavoce ufficiale istituzionale e del sindaco Fabio Chies. Prego. Sì, grazie. Innanzitutto buonasera a tutti, ringrazio il Presidente. Voglio anch'io salutare tutti i lavoratori dell'Electrolux, i dipendenti anche degli uffici che sono qui presenti, anche i familiari. Saluto tutti i colleghi sindaci e il Presidente della provincia Donadai, grazie della presenza, e tutti gli amministratori, i molti consiglieri e assessori che sono qui. E inizio questo mio primo intervento, cioè breve intervento, scusate, dando un pensiero al nostro concittadino che oggi di 39 anni è morto purtroppo all'interno. Un pensiero va a questo lavoratore che appunto, come sapete, a Povegliano ha perso la vita all'interno di una cava. Purtroppo oggi parliamo di lavoro e dobbiamo appunto ricordarci appunto della sicurezza sul lavoro, della qualità del lavoro e purtroppo dei continui incidenti e morti che avvengono. Anche l'Electrolux ha pagato in questo senso e voglio anche ricordare coloro insomma che hanno perso la vita anche nell'Electrolux. Mi ricordo in particolare della ragazza Questo per dire quanto importante è il lavoro e quanto noi dobbiamo stare attenti a far sì che, appunto, ripeto, ci sia occupazione, ma ci sia la qualità e la sicurezza per chi lavora ogni giorno. È stato già detto tanto, quindi sarò brevissima. Voglio solo ricordare la forza di questa azienda e ricordare tutti coloro che sono passati prima in questa azienda, come voi, e tutti coloro che hanno sempre avuto la cura e ci hanno messo la propria energia, la propria forza. Da sempre, almeno gran parte degli amministratori sono cresciuti anche a fianco di coloro che hanno combattuto, tra virgolette, prima Paola Morandin, di cui ringrazio anche perché da tanti anni porta avanti le battaglie all'interno dell'azienda. Veramente grazie Paola, dove sei?
Grazie. E veramente con loro abbiamo sempre capito l'importanza, ogni volta che c'è stata una crisi, un'avvertenza, abbiamo sempre cercato di sostenerle. Io dico alcune considerazioni che sono già un po' state espresse adesso, che appunto il lavoro non può basarsi puramente su costi, sulla questione numerica, sulla questione finanziaria. È stato detto che deve essere primo posto il lavoro, è una questione sociale, di territorio, di sostenibilità, di paghe, di buste paghe, di sostentamento per le famiglie. Questo deve essere la prima considerazione. Per fare questo naturalmente bisogna che chi sta ai piani alti, il governo, ma addirittura l'Europa a questo punto, abbia a cuore le politiche del lavoro. Condivido pienamente l'intervento che è stato fatto prima. Ormai l'Europa, ma anche noi a livello nazionale, a prescindere dai governi, abbiamo abdicato nel parlare, nell'occuparci delle tematiche della politica del lavoro. Sembra che sia una questione che non ci appartenga più, sembra che la politica dell'industria non debba più riguardarci, ma io penso che un'Italia, una nazione, un'Europa senza industria non possa rimanere, non possa reggere. E quindi naturalmente questo dobbiamo cercare di promuovere, di portare avanti. Oggi ci riuniamo qui, sì, però ecco quello che dico anche ai colleghi sindaci, non possiamo riunirci solo quando, tra virgolette, ci sono le vertenze, quando c'è un'emergenza, ma dobbiamo occuparci del lavoro, della politica del lavoro sempre, ogni giorno, perché altrimenti rischiamo di avere non solo una vertenza Electrolux, ma continuamente aziende che vanno in crisi. Questo è il nostro compito principale. Concludo dicendo che molte volte ci dicono che la coperta è corta, no? Quindi che non può essere tirata di qua e di là. Ecco, io penso che questa volta la coperta deve essere proprio veramente tirata sopra i lavoratori e dell'Electrolux, in questo caso, e di tutte le altre industrie e le altre fabbriche che hanno altre vertenze in giro per l'Italia. È ora di ridare dignità, è stato detto prima, al lavoro, è ora di impiegare risorse, sia quelle nazionali che europee. Le prime risorse le dobbiamo impegnare per voi e per noi, per il nostro territorio e soprattutto per continuare a dare occupazione ai nostri territori. Vi ringrazio. Grazie Sindaco Bagliana. Quindi per la conclusione lascio in prima istanza la parola al portavoce istituzionale, il Sindaco Montesel, prego. Grazie. Sì, la chiusura non può che essere un abbozzo di una specie di ordine del giorno da far arrivare, naturalmente non può essere consegnato, ma da far arrivare agli interlocutori. E in questa fase gli interlocutori per noi non può essere Electrolux, deve essere assolutamente il governo, deve essere il governo territoriale, tutte quelle istituzioni che devono intervenire. Allora, se permettete, una bozza di ordine del giorno dei 28 comuni che dovranno naturalmente valutare e integrare o vedremo cosa ne uscirà, ma un documento base perché si possa ragionare è stato un po' la soddisfazione è che il dibattito abbia toccato questi punti e la relazione che ha fatto prima il sindaco Magagnin l'abbia in gran parte toccata. Cioè l'ordine del giorno dei 28 comuni poteva a nostro avviso essere, no? Prima di iniziare è doveroso ringraziare per le capacità di confronto e di proposta fin qui avanzate il Ministero del Made in Italy, il famoso MIMIT, che bisogna ricordarlo, MIMIT, nella figura del Ministro onorevole Adolfo Urso. Nel nostro caso la Regione del Veneto, sempre presente, nelle figure del Presidente Alberto Stefani, che in stabilimento è arrivato più di una volta, e dell'assessore allo sviluppo economico Bitonci, che anche lui partecipa da par suo alle riunioni ed è
è anche persona competente, perché esce da quel ministero e rientra nella trattativa, esce dalla parte ministeriale e entra come confronto con la parte ministeriale. Le amministrazioni regionali e comunali dei siti produttivi coinvolti, perché la rete è stata fatta all'indomani del 19 della riunione dei sindaci, è stata fatta una riunione coordinata al partito Porcia a ricercare naturalmente la possibilità di contatto. Abbiamo passato una mattinata a confrontarci e poi da parte del comune di Forlì, il sindaco di Forlì ha fatto un comunicato stampa a livello nazionale che sollevava il problema a livello politico. Le segreterie nazionali e regionali dei sindacati dei metalmeccanici dei siti produttivi coinvolti, naturalmente le regionali dei siti produttivi coinvolti, e la RSA dello stabilimento di Susegana, perché è il continuo e costante confronto ed informazione naturalmente per quanto ci riguarda. I confronti di questo piano presentato ufficialmente al Ministero del Made in Italy il 25/5/2026 a tutti i soggetti coinvolti, evidenziando dati di rilevante impatto sociale, vedasi 1719 posizioni in esubero e la chiusura definitiva di un sito produttivo, stanno andando avanti con riunioni tecniche presso il Ministero. Si ha sempre l'impressione che il piano sia il primo step di un obiettivo che determinerà la chiusura dei siti produttivi in Italia. Tutto questo nonostante la tenace opposizione della parte sindacale e la volontà espressa chiaramente dal Ministro del Made in Italy, onorevole Urso, di perseguire ogni azione per ricomporre le possibilità produttive di vendita e quindi di reddito del gruppo Electrolux in Italia. A questo punto del confronto i sindaci e i consigli comunali del comprensorio Exul 7 di Treviso ritengono di intervenire perché il gioco è il destino industriale di un vasto territorio che nell'elettrodomestico ha costruito gran parte della sua vocazione industriale negli anni 60, 70 e 80, e dopo di questo la costruzione di un reticolo di piccole e medie industrie che sono, anche se non da sole, la forza economica dell'alta marca trevigiana. Tutto in equilibrio e una riorganizzazione di questa portata non deve indebolire questo equilibrio. Chiediamo con decisione al Governo di porre tutta l'attenzione necessaria perché quello che sta accadendo a Electrolux non riflette solo un problema dell'azienda, ma è una questione strutturale legata a troppi fattori che deprimono la nostra industria e rischia, nel giro di qualche anno, di fare parecchio danno a intere filiere produttive. Italia e Comunità Europea devono concertare la difesa della produttività, della fase produttiva. Lasciati soli ci faremo solamente male. L'Italia non deve uscire dall'elettrodomestico. Lo dobbiamo alle lavoratrici e ai lavoratori che tanto hanno dato nella sequenza delle ristrutturazioni del gruppo Electrolux e che ora non hanno più certezze. A una filiera produttiva di varie dimensioni e specializzazioni che rischiano un futuro incerto, al futuro di un territorio che tutto ha concorso alla fortuna di un sistema produttivo. È necessario fermare la deindustrializzazione senza regole del nostro Paese. Questa era la sintesi, questa è la base del documento che penso per noi, per il territorio non è sicuramente un alibi, è solamente la dimostrazione di una volontà, come è stato ricordato, di fare squadra comune e di saper reagire da territorio quando ce n'è bisogno. Perché io così, siccome quando parlavo del 66, io ricordavo da giovane nel 66 quando si costruiva quel grandissimo stabilimento che era la Zoppas. Tra l'altro si era appena finito di costruire quel grandissimo stabilimento che era la Dalvera, cioè era un'epoca che partiva. Ho avuto l'avventura di incrociare non la crisi del 70 del gruppo Zoppas, ma la crisi dell'84
del gruppo Zanussi, che poi è coinciso con quel grande dibattito di grandi soggetti nazionali più della parte industriale che forse politici, che ha portato poi Electrolux a rilevare l'intera attività, l'intero gruppo. E ricordo la speranza del 1989, quando è stato inaugurato il primo stabilimento. Allora non avevano i 2.0, 3.0, 4, ma il primo stabilimento robotizzato era un esempio mondiale, no? Relativamente al sistema di produrre, e sembrava l'inizio della nuova epoca. A quel tempo ho avuto l'onore di essere uno dei tagliatori del nastro assieme al ministro, allora presidente della regione Bernini, e si girava per l'Europa dicendo: da dove vieni? Io vengo dal sito del più grande stabilimento del freddo del mondo, dicevo, pensa a te. E adesso invece, dov'è Paola, che non la vedo più, siamo ridotti di volumi che non facciamo più freddo un po' alla volta. E dico, siamo immersi in un territorio. Professionalmente ho fatto un corso, no? E ho avuto un confronto con un grande designer, non faccio il nome perché lo riconoscerete, ma è un grande designer francese che abita a Venezia, e gli chiedevo: ma come mai tu, che sei un grande nome mondiale del design industriale, sei venuto a Venezia, ad abitare a Venezia? E mi fa: due sono i fattori. Il primo, non potevo più lavorare in Francia, lo sviluppo di un'idea legata al design si sviluppa all'interno di grandi complessi ingegneristici, no? di studio, di progetto. Qua in Italia invece vale più la genialità, vale il guizzo, vale più la parte artistica del soggetto, è più legata al soggetto. Ma poi, sai, là è tutto all'interno di un processo costosissimo per produrre il modello, perché non sai dove rivolgerti. Qua in Italia voi non sapete che da Schio Bassano a Pordenone puoi avere qualsiasi idea di meccanica legata alla conceria, legata allora stava nascendo, no, è poi nato il fenomeno delle moto, di tutto quello che riguarda l'automotive. Qua in questa zona puoi fare qualsiasi cosa, metti in piedi il sistema, ma realizzi i modelli che servono per la produzione, perché trovi tutto. In nessun'altra parte del mondo trovi tutto. Questo era il territorio fino ai primi anni 2000. Poi naturalmente è partita questa grande globalizzazione, no, cavalcante, che siamo in mano naturalmente a un'economia più di finanza che di produzione, questo bisogna anche dirlo, e allora non possiamo, no, disperdere le capacità di un territorio che prima era capace di costruire qualsiasi cosa servisse a questo mondo, e ad ora non ci permettono neanche più di fare i frigoriferi. Dunque per questo dobbiamo coinvolgere la parte politica perché sia molto dura al tavolo della trattativa. Grazie. Grazie Sindaco Montesè, do la parola al Sindaco Chies per la chiosa. Prego. Io non aggiungo altro, devo ringraziare il Sindaco Gianni Montesel perché ci sta rappresentando nel migliore dei modi, e penso che un territorio debba essere rappresentato da una persona sola. L'abbiamo detto più volte, perché l'obiettivo è unico, e quando l'obiettivo è unico non ci sono divisioni, ma ci sono solamente cose che ci uniscono. D'altronde il mondo del lavoro è anche sicurezza, inclusione, integrazione, tutto ciò che avviene nelle fabbriche, ed è soprattutto dignità. Noi combatteremo perché questa dignità venga mantenuta, e venga mantenuta anche nella forma, perché devo ringraziare tutti voi lavoratori, perché avete dimostrato che questo è un grande territorio, un territorio che sa parlare di contenuti senza scendere nelle piazze solo per protestare, ma protestare per le cose giuste, e questo vale ancora di più per tutti noi amministratori, che siamo orgogliosi di quello che state facendo. Grazie davvero e buona serata a tutti. Non posso che ringraziare tutti gli intervenuti e augurarvi un buon proseguimento di serata. Saluti.